Uè, la Deborah ti sta tenendo il posto. Dove? Buonasera e benvenuti al Pala BFC per questa seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. Questa sera qui a Conegliano la squadra di Giants Pallacanestro Marghera. Andiamo quindi a presentare le due squadre. Per Giants Basket Marghera con il numero 5 Viola Diodati, numero 6 Beatrice Tasca, 8 Giulia Speranzoni, 9 Emma Luraschi, 10 capitano Claudia Castria, 11 Isotta Pirgozzo, 12 Michela Volpato, 14 Claudia Gobbo, 16 Laura Muffato, 21 Giovanna Pertile, 22 Martina Martignon, 23 Cristina Guerra. Allenatore Luca Scarpa, primo assistente Andrea Chirico, secondo assistente Matilde Zanatta. E per il basket femminile Conegliano con il numero 0 Rossana Boccalato, numero 2 Sara Luna Giuliano, numero 6 la capitana Francesca Marchioni, numero 7 Sara Colombi, numero 9 Maya Tramontin, numero 10 Sara Malbascia, numero 12 Serena Marton, numero 16 Giorgia Zanardo, 17 Giulia Tronchin, 18 Marta Maschietto, 21 Claudia Mabiglia, 24 Marta Sponchiado. Allenatore Angelo Minicleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo, accompagnatore Stefano Arvedi. Arbitreranno la partita i signori Luca Forner di San Zenone degli Ezzelini e Leonardo Bresolin di Preganziol. Buona partita a tutti. Allora, buonasera e benvenuti qui al Pala BFC per questa seconda partita del girone di ritorno del campionato di Serie B di basket femminile e oggi a Conegliano si presenta qui Giants Marghera. Praticamente Fabri,
una battaglia per le posizioni alte della classifica, una cosa che non ci saremmo mai aspettati a inizio campionato, e oggi ci troviamo in questa situazione in cui qui viene comunque una delle squadre favorite per la vittoria del campionato. Sì, è una squadra costruita per giocarsi il primo posto, una squadra costruita per andare in Serie A2, piena di talento, con un tasso tecnico molto alto, e quindi noi non ci saremmo mai aspettati a inizio campionato di giocarci un secondo posto con una squadra come Marghera, e invece siamo proprio lì, siamo addirittura 2 punti avanti. Ricordiamo che a Marghera alla seconda di andata abbiamo perso in maniera molto netta, perché il punteggio finale è stato 50-86 per Marghera, non siamo mai stati in partita, quindi una differenza canestri molto molto alta. Però ecco, vincere stasera per Conegliano vorrebbe dire portarsi addirittura a 4 punti di vantaggio contro Marghera. Invece se Marghera ci raggiungesse a pari punti avrebbe sicuramente, molto probabilmente, sicuramente anche la differenza canestri a favore, oltre che gli scontri diretti. Assolutamente, Fabri, quindi se quella partita a Marghera è stata quasi un blackout per l'FC, se non altro oggi abbiamo qui lo sponsor day di Connection che si occupa proprio di energia e di quadri elettrici, e quindi avremo qui come ospiti oggi lo sponsor day di Connection. Avremo poi nella pausa lunga tra secondo e terzo quarto il piacere di ospitare qui il presidente dell'azienda, che ci racconterà della sua azienda e del sostegno che dà alla BFC, sostegno che danno tutti gli sponsor che ci permettono di continuare il nostro progetto di crescita ed educazione dei valori del basket con le giovanili, e di sostenere una prima squadra che sta riempiendo settimana dopo settimana questo palazzetto, che ormai sta quasi diventando, Fabri, piccolino. Oggi siamo al sold out. Oggi veramente il Pala BFC è stracolmo, è saturo, non c'è posto né nella curva di casa ma neanche in quella degli ospiti. È veramente il pubblico delle grandi occasioni, ma d'altra parte è uno scontro a vertice, quindi siamo sicuri che ci sono anche tanti amici da Marghera che sono venuti a seguire la partita, così come tanti amici che salutiamo ci stanno seguendo in questa diretta. Esattamente, ci danno grande soddisfazione, perché con i loro messaggi ci fanno capire che ogni tanto magari apprezzano anche il nostro commento. Ci perdonerete se magari avremo un po' di campanilismo, ma siamo inevitabilmente tifosi di Conegliano, manterremo al massimo possibile la nostra neutralità, ma invitiamo proprio tutti gli amici a commentare, quindi tifosi di Conegliano, tifosi di Marghera, commentate qui. Avrete anche la possibilità durante lo svolgimento della partita di nominare quella che per voi è l'MVP della partita, che come ogni sabato qui al Pala BFC potrà aggiudicarsi una bottiglia di Magnum Prosecco messa in palio dal nostro main sponsor Buzzo Wine. E quindi scriveteci, lasciateci i vostri commenti, noi interagiremo con voi e così la diretta sarà ancora più piacevole. Così come è piacevole vedere il saluto delle squadre in campo, ci sono anche tante amicizie e tante conoscenze, Fabri. Sì, tra l'altro qui c'è sicuramente un ex Rossana Boccalato, l'anno scorso giocava proprio a Marghera, dove crediamo abbia lasciato un ottimo ricordo, e quindi sicuramente un ex nella partita, che sappiamo poi sono situazioni molto particolari. E comunque andiamo già alla palla 2, il primo possesso è per Marghera con Diodati, e poi uno scarico per Gobbo sotto canestro che va a insaccare dalla media. Esattamente, Gobbo. Infatti subito il pubblico di Marghera si fa sentire, quindi ci sarà qualcuno a casa, ma sono venuti anche in tanti qui al Pala BFC. Sì, allora vediamo in campo due formazioni che hanno tanto talento, e l'hanno già fatto vedere in questo girone di ritorno, come ha tanto talento Serena Marton, che va a giocarsi la spalle a canestro e va a appoggiare al tabellone per il 2 pari. Sì, grande uso del corpo e grande uso del piede perno da parte di Serena, che è riuscita a liberarsi e a insaccare, e adesso una palla recuperata con Giuliano che scatena il contropiede per Amabiglia, che va in sottomano e la mette. Bellissimo il contropiede gestito da Giuliano, con un passaggio battuto a terra perfetto per Amabiglia, che è andata a chiudere con la mano sinistra. Si parte subito molto forte, si parte subito molto bene. Adesso è Volpato dall'angolo che sbaglia, ma a rimbalzo è molto più veloce Cristina Guerra, atleta del 2006 tra l'altro, che va a correggere in tap-in.
Dall'altra parte gioco a 2, Marton Maschietto con Serena Marton che mette il suo secondo canestro di fila. Adesso pressing per Conegliano, Amabiglia va a recuperare il pallone e poi va ad attaccare in contropiede, a segnare e a subire il fallo proprio di Cristina Guerra. Sarà anche un tiro libero supplementare per Amabiglia, che è partita subito molto forte in questa partita. Allora Fabri, oggi noi abbiamo un impianto video e un impianto audio assolutamente nuovi e speriamo che il pubblico a casa ci senta, perché qui sotto c'è un frastuono incredibile da parte di entrambe le tifoserie, c'è grande entusiasmo, veramente al Pala BFC si respira un'aria di festa, un'aria di sport e di agonismo che ci ricorda un po', noi ritorniamo sempre ai tempi dei playoff, ma d'altronde parliamo sempre delle stesse cose perché siamo un po' arteriosclerotici. Dall'altra parte l'età si fa sentire, però facevi bene a ricordare che oggi, vista anche l'assenza di Andrea Grava, che aveva un impegno e che salutiamo perché sicuramente ci starà seguendo in questa diretta, siamo aiutati dagli amici di Streaming Sport, che sono arrivati con la loro attrezzatura e con la loro professionalità. E tra l'altro ci hanno dato un contributo anche per sistemare l'impianto audio appunto della palestra, che ci aveva dato grossi problemi ultimamente. Dall'altra parte Giuliano dà grossi problemi alla difesa di Marghera per il 12-4. Uno strappo di BFC che sta trovando gioco in velocità, buone combinazioni e ottimi tiri, e la precisione al tiro in questo momento sta facendo la differenza, ma dall'altra parte c'è Marghera che subito la mette da 3, mi sono autobuffato clamorosamente. 7 Marghera, 12 Conegliano. Sì, Gobbo era stata raddoppiata molto bene sotto canestro, ma ha riaperto altrettanto bene per Diodato, che ci ha punito dai 3 punti. Cioè qui c'è veramente talento che da tutte le parti, è difficile anche fare delle scelte difensive. Adesso è Boccalato a sbagliare, ma si lotta a rimbalzo. Esce Marghera subito, Diodati velocissima, e guardate che passaggio millimetrico per Volpato, che però sbaglia, ed è Boccalato in campo aperto che va a servire Maschietto, tiro rovesciato per lei, stoppata, ma a recuperare la palla Guerra, che è fuori dal campo, quindi rimessa dalla linea di fondo per Conegliano. Sì, Guerra si è ritrovata la palla in mano, ma il piede sulla linea e quindi è fallo. Attenzione, qui Giuliano fa un po' fatica a liberarsi della palla, ma riesce a scaricare su Amabiglia che prova da 3. Il rimbalzo di Marghera, che sta comunque mantenendo un buon dominio su questo fondamentale, Fabri, in questo inizio di partita. Beh, diciamo che è una squadra che mediamente è più alta della nostra anche in questo caso, con delle giocatrici, tra l'altro, come vedete, Gobbo che può partire anche fronte a canestro, ma comunque sicuramente supera il 1,80 m. Infatti vedete poi come va a rimbalzo in attacco contro Marton, che le rende buoni 15 cm. Serena sì, è più reattiva Marghera, perché anche in questo caso era riuscita a prendere il rimbalzo, ma rimbalzo, Giuliano dai 3 punti, sbaglia anche lei, rimbalzo di Volpato. Ok, scusate, riprendiamo la linea un attimo, c'è stato un piccolo problema di linea internet, adesso è risolto con Marghera che la mette da 3, quindi si riporta sotto di 2. Adesso Giulia Tronchin bene su Giorgia Zanardo, che entra e la mette e va a segnare da sotto. Dopo aver tenuto vivi 2 rimbalzi in attacco, va anche a segnare Giorgia per il 17-13 per BFC. Ma d'altra parte è già Gobbo che va ad attaccare, poi scarica per Volpato, che sul close out va ad attaccare il canestro, a segnare da sotto. Bellissima partita. Sì, bellissima partita, 17 BFC, 15 Marghera. Per un attimo BFC aveva scavato, ma poi Marghera, da grande squadra, ha subito recuperato il parziale e adesso sta creando grandi problemi all'attacco BFC, ma Giuliano riesce a trovare l'equilibrio per un tiro che sbaglia ed è contropiede da parte di Marghera. 1 contro 1. E Volpato che sbaglia, aveva preso un arresto e tiro dalla lunetta contro la sua compagna di appartamento, in realtà Rossana Boccalato. Sono molto amico delle 2 giocatrici e Giuliano sfrutta il blocco proprio di Boccalato, poi non si capisce con la sua compagna e sta scadendo il tempo. Amabiglia prova a portare le paste al primo allenamento con una tabellata che non entra per poco, e rimane adesso Marghera che può
arrivare ad impattare o a superare addirittura BFC. Ora guerra Di volata che ha decretato la sanzione arbitrale, che è assolutamente corretta, e adesso siamo di nuovo con BFC sul +2 e con Marghera che ha la possibilità appunto di recuperare questo gap o addirittura di superare BFC. Vediamo se la gioca per 2 o se la gioca per 3 Marghera. Adesso Castria a portare sulla palla, a scambiare con Diodati e poi Pertile per Gobbo, spalle a canestro proprio contro Tronchin, sportellate, e poi Castria palleggia, resto e tiro, buono tagliafuori di Giulia Tronchin, la palla è per Conegliano. Allora, Conegliano sta colmando un piccolo gap di centimetri, lavorando bene, meglio adesso sul tagliafuori, usando il corpo, usando magari dare una schiaffeggiata al pallone invece di prendere il rimbalzo pulito, e si sta difendendo un po' meglio perché all'inizio Marghera aveva veramente dominato i rimbalzi. Per contro sta trovando grande difficoltà Conegliano adesso nell'imbastire un'azione d'attacco fluida perché Marghera ha chiuso le maglie della difesa. Purtroppo Amabiglia non riesce a servire Tronchin, quindi è Marghera in attacco con Diodati, marcata da Amabiglia, chiama il blocco di Gobbo, poi per Pertile, apre per Luraschi, dai 3 punti, Maia Tramontin sul cubo del cambio per Conegliano, sorpasso Marghera 18-17 a 1:31 dal termine della prima frazione, attacca Sponchiado per Amabiglia, dai 3 punti, sbaglia ma potrebbe esserci Zanardo su quel pallone, riesce a tenerlo vivo Marghera, poi Diodati che serve addirittura completamente libera proprio Luraschi per il 20-17. Gap clamoroso di Marghera che ora è a +3. Boccalato da 3, è lungo, buona misura il suo tiro. Conegliano sta pagando l'imprecisione al tiro da 3, un po' di sfortuna prima, un tiro un po' storto di Boccalato che ha fatto un intercetto pulito. Sì, da qui sembrava che avesse messo le mani proprio sulla palla, l'arbitro era comunque molto più vicino, ma intanto è Pertile ad attaccare Colombi. Pertile ha un curriculum che fa impressione, ha giocato, aveva fatto una grande azione in Serie 1, adesso non riusciamo a controllare questo pallone, ma la rimessa sarà comunque per Conegliano. Dicevamo Reyer, Ginnastica Triestina, Umbertide, Torino, Sassari, convocazione anche in nazionale maggiore, le ultime 2 stagioni per lei da protagonista a Ponzano e poi quest'anno a Marghera appunto. Giovanna Pertile, classe 92. È Tramontina adesso che serve Marta Sponchiado. Marta Sponchiado deve riuscire a impostare il gioco di BFC contro una Marghera che sta mettendo giù una difesa veramente granitica, prova a sfruttare bene tutto il cronometro a disposizione. Marta che entra, finta, si gira, purtroppo sbaglia, forza un po' il tiro, ma ha voluto cercare di avere l'ultimo tiro, di non lasciare l'ultima chance alle avversarie, e quindi il primo quarto si chiude sul 20-17 dopo una partenza fortissima di Conegliano. Marghera ha saputo prendere le misure, ha saputo soprattutto alzare la difesa, rompere i giochi coneglianesi e quindi passare in vantaggio. Allora stiamo facendo fatica noi con il commento a stare dietro al ritmo che stanno imponendo entrambe le squadre. C'è da capire, Fabri, quanto atleticamente le ragazze possono sostenere questo tipo di ritmo e quindi cosa prevedi nel secondo quarto, che scenari si possono aprire? No, e poi soprattutto quanto possiamo noi mantenere questo ritmo nella telecronaca. Allora, ovviamente qui adesso siete tutti collegati da casa e nessuno ci sente, ma noi con degli spritz riusciamo a mantenere tranquillamente il nostro ritmo. Purtroppo però in questo momento non stanno arrivando rifornimenti. Adesso, a parte gli scherzi, veramente siamo contenti perché stiamo commentando una partita molto bella, molto combattuta, molto spettacolare. L'apporto del pubblico da entrambe le parti è veramente una cosa bella, un tifo tra l'altro estremamente sportivo. E adesso lasciamo la pausa ai nostri sponsor.
riprendiamo la linea qui dal Pala BFC. Siamo nel secondo quarto di questa partita tra basket femminile Conegliano e Marghera, risultato che vede Marghera avanti di 3 lunghezze, un andamento altalenante con BFC che inizialmente aveva scavato un buon gap, ma poi Marghera ha recuperato, è tornata avanti, grande ritmo, pochi falli e grandissimo ritmo. Vedremo cosa succede adesso nel secondo quarto. Sì, partita dall'intensità veramente pazzesca, entrambi gli allenatori comunque hanno dato molto spazio anche alle loro panchine proprio per cercare di mantenere questo ritmo fino alla fine. Adesso è Tramontin che cerca di giocare a spalle canestro, poi riapre per Maschietto, Sponchiado per Tramontin ancora che subisce un contatto. Molto brava Maia in questo caso a fintare il tiro da 3 e poi riattaccare sul recupero difensivo e guadagnare sul fallo. Sì, molto bene Maia che appunto fa un'ottima finta. Lei è conosciuta per il tiro da 3, invece quando si ricorda anche di penetrare può veramente creare un valore aggiunto per BFC. Bravissima Maia. Ancora lei con la palla, sfrutta il blocco di Maschietto e poi attacca ancora l'area, va a tirare e va a insaccare oltre le mani, le braccia lunghissime di Fertile. Quindi 20-19. Grande coraggio di Maia. Diodati con la palla, dire Luraschi che non controlla benissimo il pallone. Fertile non lo controlla bene perché Amabiglia gliel'aveva sporcato alla grande, purtroppo però Marghera riesce tranquillamente a riprendere il pallino del gioco, ma BFC si riprende la palla con Marta Sponchiado. Sì, Cobbo aveva recuperato il rimbalzo in attacco, ma poi Sponchiado le ha rubato il pallone del palleggio. Grande Stonchi. È proprio lei che può tirare da 3 punti, invece riapre per Colombi, sbaglia a canestro per Maschietto, però è più veloce Diodati ed è più veloce anche in campo aperto. Dall'altra parte un intervento difensivo davvero duro di Sponchiado, gli arbitri non fischiano nulla. Adesso Diodati può tirare da 3, no, finta il tiro, sfrutta Fertile, buona la chiusura difensiva. Luraschi dai 3 punti, Luraschi ci fa sempre malissimo, un'altra bomba per lei, 6 punti. Sì, 23-19. 6 punti e grandissima precisione Fabri. Cioè, 2 su 2, ma anche all'andata aveva segnato 9 punti se non sbaglio. Adesso buono il passaggio per Maschietto che può giocarsela, sbaglia canestro col Gobbo, sbaglia il tiro, prende una manata in faccia, si agita il pubblico coneglianese. Adesso addirittura un antisportivo a Mabiglia si lamenta, anche coach Minincleri sempre molto compassato. Sì, una decisione magari un attimo fiscale questa qui, soprattutto se consideriamo che insomma fa seguito ad un contatto alquanto dubbio avvenuto pochi secondi prima dall'altra parte. Ad ogni modo l'arbitro ha ritenuto di fischiare l'antisportivo, quindi adesso Marghera avrà un tiro libero e poi un'azione di attacco con palla in mano ed è pronta anche a rimettere in campo Michela Volpato e per uscire Claudia Gobbo. Michela Volpato, anche lei la ricordiamo a NPT, poi anche lei arrivata da Ponzano quest'anno E poi la ricordiamo come allenatrice delle giovanili, quindi lei sia allenatrice e anche preparatrice fisica, quindi una ragazza che vive la pallacanestro davvero a 360 gradi. Tra l'altro una ragazza simpaticissima. allora Marghera ha scavato con la pala un bel fosso, è a +5, adesso con la palla in mano può addirittura incrementare questo vantaggio. Tanto continua ad arrivare gente al Pala BFC ma non c'è posto. Vediamo anche una vecchia gloria del basket coneglianese, Adriano Zanardo. E ancora Marghera in attacco con Fertile che segna da sotto canestro con tanto mestiere, sfruttando bene il corpo per il 26-19. Poi pressione da parte di Castria e 8 secondi fischiati dall'arbitro Presolini. Situazione un po' di difficoltà per Conegliano in questo momento. D'altra parte
Sapevamo che non sarebbe stata semplice. Rimessa per Marghera, Castria che serve Volpato, muovono molto bene la palla. Volpato che forse ha giocato fuori dal campo, però va a segnare da sotto canestro e coach Minincleri vuole un time out, e direi un time out anche per noi. Facciamo girare un po' i nostri sponsor, che ringraziamo come sempre. Allora, time out chiamato da coach Vincleri perché Marghera è a +9 ed è a +9 forte di una grande intensità che ha saputo mettere in campo progressivamente tra il primo quarto e poi ha veramente impattato Conegliano nel secondo quarto. Conegliano molto bloccata. Sì, scusate, Marghera ha preso un po' le misure agli adattamenti difensivi della difesa coneglianese. Adesso sta muovendo molto velocemente la palla, gioca molto bene sulle riaperture, riattaccando la difesa e poi scaricando. Dall'altra parte un po' di difficoltà in attacco invece per Conegliano, che non riesce più a costruire quei tiri e non riesce più a ripartire in contropiede come aveva fatto nei primi minuti della partita. Adesso comunque rimessa per le bianco-nere di coach Minincleri. Tramontin con la palla per Giuliano, sempre pressata da Castria. Adesso Giuliano addirittura con una finta di palleggio, poi riapre il gioco per Maschietto, ribaltiamo il lato. Amabiglia gioca pick and roll, poi va a attaccare la difesa per Maschietto, che può appoggiare da sotto, ma bellissimo passaggio di Amabiglia per il 28-21. Amabiglia ha fatto un movimento eccezionale, uno scarico bellissimo per Maschietto che ha potuto comodamente insaccare. Dall'altra parte c'è Marghera che continua a girare molto bene la palla e a trovare ottimi tiri. Si riesce a bucare bene la zona adattata coneglianese, adesso con un taglio in mezzo all'area di Volpato, che poi va a segnare con un tiro molto morbido. Adesso anticipo difensivo da parte di Luraschi, si lamenta il pubblico, anzi da parte di Beatrice Scarpa, si lamenta il pubblico di Marghera perché diceva che l'ultima a toccare poteva essere stata Boccalato. Beh, sì, era sicuramente una situazione non semplice da gestire. Adesso Boccalato che spara un tiro forzato per provare a cambiare l'inerzia della gara. Purtroppo però la palla esce, dall'altra parte c'è Marghera che sta veramente facendo degli attacchi molto chirurgici, Fabri. Sì. Chiude bene Maschietto su Volpato, poi però si lotta a rimbalzo, ne esce proprio un Maschietto che subisce 2-3 contatti, poi c'è un fischio dell'arbitro. Sì, esattamente, l'arbitro decide che al terzo contatto fosse il caso di fischiare. Comunque è una partita, un metodo arbitrale che ha un minimo di coerenza. Forse l'unica cosa un po' incoerente è stata quel fallo antisportivo fischiato a Conegliano, e sicuramente il fatto di non fischiare molto sta favorendo la fluidità del gioco e il grande ritmo. Sì, diciamo che purtroppo noi paghiamo un po' a livello fisico, quindi un metro arbitrale che concede molti contatti, diciamo che non ci aiuta, non ci tutela. Però adesso comunque c'è Giuliano che è andato a guadagnarsi un fallo in mezzo all'area, segna il primo tiro libero per il 30-22 per Marghera. Sbaglia il secondo, si lotta a rimbalzo, però sono le giocatrici in canotta blu a recuperare la palla e poi velocissime in contropiede con Bertile a punire la transizione difensiva del BFC. Ancora sono distrazioni che non possiamo permetterci. Forse un tiro un po' forzato da parte di Giuliano, rimbalzo di Volpato. Sì, sicuramente Giuliano qui ha forzato, ha comunque trovato una buona soluzione che è uscita di poco, però non eravamo messi bene a rimbalzo. Brava Boccalato a recuperare la palla dalle mani di Castria, e poi è lei in effetti l'ultima a toccare con il ginocchio. Boccalato non ci sta, ma
è perché c'è un po' di frustrazione, perché avevamo letto molto bene questa azione difensiva, questa azione d'attacco di Marghera, erano riusciti a sporcare la palla, però chiaramente il tocco è stato col ginocchio per Rossana Boccalato. Intanto l'arbitro si rivolge al tavolo per un consulto tecnico. Allora Fabrizio, ci godiamo questo momento di silenzio perché incredibilmente le due tifoserie stanno riprendendo fiato anche loro. Sì, veramente si fa fatica anche a sentire la nostra voce qui dentro questa sera, e questo ci fa solo che piacere, perché Probabilmente fa piacere anche agli amici da casa che così possono godersi la partita senza le nostre freddure. Ad ogni modo siamo a -10, quindi fa abbastanza fresco qui al Pala BFC, ma il pubblico sta facendo di tutto per riscaldarla l'atmosfera. Fertile con la palla che va a tirare addirittura dai 3 punti. Vedete la giocatrice ben più alta di 1,80 m che gioca comunque lontano da canestro con questa disinvoltura. Adesso addirittura quasi una palla recuperata, riusciamo a mantenere il controllo del pallone con Giuliano che poi va a sfruttare il blocco, a subire fallo, forse il fallo era sul blocco, sarà comunque rimessa laterale perché è solo questo il quarto fallo di Marghera, che comunque entra in bonus a 5 minuti e 12 dalla fine del secondo quarto. Sì, se c'è qualcosa di positivo in questo momento di difficoltà di Conegliano è che stiamo riuscendo a prendere qualche fallo. Adesso ancora dentro Giuliano, poi serve un cioccolatino per Marta Maschetto che va a segnare da sotto canestro, ma anche qui bellissimo passaggio della playmaker del BFC Volpato sulla linea di fondo, anche lei bravissima a scaricare, sbaglia però Luraschi per una volta, ancora però Marghera rimbalza in attacco. Sì, questi rimbalzi ci stanno facendo molto male. Adesso è Boccalato a uscire con la palla per Marton che attacca per Giuliano, un po' fortunoso il controllo. Boccalato che subisce diversi contatti, alla fine l'arbitro deve fischiare questo fallo e questi 2 tiri liberi per Rossana Boccalato, ricordiamo l'ex di turno l'anno scorso a Marghera. E c'è anche un time out, questa volta è per coach Luca Scarpa. E in questo time out ne approfittiamo per ringraziare e salutare i nostri sponsor che ci sostengono. Che c'è tutta la giunta. Sì. Quando vuoi partiamo. Bene, allora riprendiamo la linea qui in diretta. Stavamo appunto salutando l'amministrazione comunale di Conegliano che oggi è in foltissima rappresentanza tra sindaco e assessori. Abbiamo veramente l'onore di ospitarli e insomma sicuramente la loro presenza testimonia il grande percorso che sta facendo la squadra coneglianese, ma oggi davanti ci sono i giganti di Marghera che stanno facendo una grandissima partita e ora si trovano sul +11. Sì, una grandissima squadra, tra l'altro una grandissima società. Dobbiamo ricordare che l'anno di fondazione è addirittura il 1975 e poi con varie vicissitudini è arrivata qui, ma con tanti anni in A2, addirittura vincitrice di una Coppa Italia di A2 e ben 2 scudetti giovanili Under 16 e Under 17 annate 2000-2001, quindi società che ha una tradizione molto importante. Segna il primo Boccalato per il 35-25. Segna anche il secondo Rossana, 5 punti per lei. Pressione a tutto campo per Conegliano. Diodati a servire Volpato. Allora, Conegliano alza la pressione, ma Marghera ha saputo gestire le palle molto bene, sta facendo dei passaggi interessantissimi e quindi vedremo adesso come se la caverà in questa azione d'attacco. D'altra parte ha in campo
ben due playmaker dell'esperienza di Diodati e Castria, e appena detto questo, recuperiamo la palla, e appena detto questo la riperdiamo. Quindi, Sì. Ma allora, come si diceva Fabio, con questo ritmo è inevitabile che poi succedano anche queste cose. E adesso è Boccalato, per fortuna, che riesce a recuperare il rimbalzo, e su Serena Marton scarica dall'altra parte per Claudio Mabiglia, che tocca la linea di fondo. in questo caso un po' di responsabilità sicuramente nel passaggio di Serena Marton. Sì, l'idea di liberare Amabiglia era buona, però il passaggio era alto, forse un po' un passaggio di paura. Probabilmente Serena non ha creduto nel fatto di poter fintare e provare la penetrazione, ma non dobbiamo spaventarci, dobbiamo provare ad aprire queste maglie della difesa di Marghera, che dall'altra parte invece gioca in maniera molto intelligente, portando fuori anche Giovanna Perti dal tiro da 3. Boccalato rinuncia al tiro da 3, invece no, è uno step back, è un tiro da 3, è lungo, vuole sbloccarsi anche dalla distanza Rossana, ma non deve forzare queste situazioni, anche se sappiamo che è una giocatrice che da un momento all'altro si può infiammare e prendere in mano la partita. Adesso addirittura Maschietto che va a stoppare Pertile, e poi contropiede con Eglianese con Serena Marton che va a segnare da sotto. E fa un canestro difficilissimo, perché non poteva penetrare, altrimenti avrebbe sfondato. Riesce a utilizzare il corpo in maniera molto intelligente, bravissima Serena. Qui è questo quello che vediamo, che sappiamo che sai fare, bravissima Serena. Adesso ancora libera dall'angolo Diodati, e lei da lì non sbaglia, completamente libera. Stiamo chiudendo bene, stiamo raddoppiando sotto canestro, però dove ovviamente gli avversari hanno un vantaggio in termini di centimetri e di fisico, però sono altrettanto brave anche dal punto di vista tecnico a riaprire per le loro tiratrici dall'arco. Adesso Giuliano che sbaglia dal resto del tiro dal gomito, e sul cubo del campo il Capitan Marchioni e Marta Spontiano. Era un buon tiro questo di Giuliano, che si era liberata molto bene. D'altra parte però oggi, in questo momento, è proprio la precisione al tiro che ci sta giocando contro. Marghera sbaglia pochissimo, segna molto anche dalla distanza. A Conegliano stanno uscendo dei tiri che nella prima parte del primo tempo invece entravano, e quindi è un po' questo in questo momento che sta facendo la differenza, non tanto l'atteggiamento, perché Conegliano è salita di intensità assolutamente rispetto all'inizio del secondo quarto. E ancora pressione a tutto campo per le coneglianesi, mettono la palla in campo, un raddoppio subito, ma si libera bene Castria, e poi Pertile per Volpato, completamente libera, non sbaglia, tiri costruiti molto bene, stanno attaccando bene il nostro pressing. Dall'altra parte hanno in campo giocatrici, playmaker del tasso tecnico di Diodato, di Castria. Adesso proprio Diodati ad anticipare un passaggio e a segnare da sotto per il 42-28 a 1:43 dalla fine del secondo quarto. E Viola Diodati sta veramente facendo la differenza, Fabri. D'altra parte anche per lei, a due, a Chieti, a Vicenza, a Brindisi, poi capitano NPT, insomma una giocatrice che ha tantissima esperienza a livelli superiori, e sicuramente ce la sta facendo vedere in campo questa sera. Sì, quindi Marghera ha più 14, quindi il massimo distacco. Conegliano appunto imprecisa al tiro, e comunque con un ottimo atteggiamento mentale, ma in questo momento sembra che è proprio il tasso tecnico, la superiorità della squadra di Marghera, che ripetiamo è stata costruita per un progetto chiaro e ambizioso di passaggio di categoria, che sta facendo la differenza. Il pubblico si sta comunque divertendo, stiamo tutti capendo l'intensità che le ragazze ci stanno mettendo, e godiamoci ancora questo minuto e 43 che ci separerà dalla pausa lunga in cui vi invitiamo a rimanere collegati, perché presenteremo il nostro sponsor. Lo sponsor day di oggi è Connection. Così come vi invitiamo nell'arco della partita a votare sempre per la miglior giocatrice, che come ricordiamo poi sarà premiata con una bottiglia Magnum di Prosecco di OCG dell'azienda Buzz Wine,
Quindi votate in chat e potete votare sia per le giocatrici di casa che per le giocatrici avversarie, ovviamente. Adesso è Marta Spocchiaro a superare il metacampo in maniera un po' rocambolesca, non riesce a controllare bene la palla, poi cerca di servire in backdoor Serena Marton. Più veloce la difesa di Marghera a sporcare il passaggio, e poi è Castria che va ad attaccare il centro dell'area, a guadagnarsi un fallo. Saranno 2 tiri liberi per lei. Anzi, Marghera sembra leggere le azioni di Conegliano con quel piccolo attimo di vantaggio in termini di tempo, e ci stanno leggendo veramente bene. Grandi complimenti oggi alla squadra allenata da Luca Scarpa, allenatore di grande esperienza sia a livello maschile che femminile, tra le minors ma anche in Reyer. L'anno scorso, lo ricordiamo, al Cus Padova, e quest'anno sulla panchina di Marghera ha ripiazzato Dario Tezzini. Ricordiamo Marghera l'anno scorso uscita in semifinale per andare in A2 contro Campobasso. 2-2 per Castria, 44-28, a 1:23 dalla fine del primo tempo. Più 16 Marghera. Adesso BFC ha 1 minuto e 23 per provare a scavare un po' lei e ricucire questo svantaggio che oggi sembra un po' incolmabile, ma noi rimaniamo fiduciosi. Adesso c'è un fallo su Marta Maschietto, saranno 2 tiri liberi. Ha lavorato bene Marta nel sigillare l'avversaria che stava cercando di anticiparla. Marchioni ha provato a servirla, ma c'è stata una spinta, e quindi 2 tiri liberi per Marta e secondo fallo per Beatrice Tasca. Segna il primo Marta. E segna anche il secondo. 6 punti per lei, 44-30, 1 minuto e qualche spicciolo alla fine del secondo quarto. Diodati con la palla. Fertile dai 3 punti, mette anche questa, e la terza bomba per lei, se non sbaglio, per il 47-30. È questo movimento di Fertile che esce a prendersi il tiro da 3 ci sta facendo veramente male. Ma sai, poi tra l'altro è una giocatrice, adesso credo sia alta tra il 1,82 m e il 1,84 m, quindi che esce da 3 punti come una guardia, con la velocità che solo un'esterna può avere, tira da 7 metri, quindi è molto difficile da marcare. Adesso buono il gioco a 2 tra Martone e Maschietto. Sbaglia il primo tiro libero Maschietto. Mette il secondo. Segna il secondo. Intanto salutiamo da casa Giacomo Ragazzon che ci sta scrivendo e sta interagendo con noi. Ciao Giacomo. Porteremo sicuramente i tuoi saluti alle giocatrici. Diodati ci grazia dai 3 punti. Poi scarica bene per Gobbo che va a chiudere da sotto, ma ci sono tanti contati. L'ultima a toccare una giocatrice di Marghera, rimessa per Conegliano con 23 secondi e 3. Questo vuol dire che Conegliano potrà giocare fino alla fine, e quindi coach Minincleri mette in campo Amabiglia e Giuliano per questo ultimo attacco, per gestire questo ultimo possesso prima dell'intervallo lungo. Quindi una notizia: Marghera ha sbagliato un canestro, perché credo da diverse azioni ormai che stia facendo veramente percorso netto. Adesso Giuliano che sfrutta il blocco di Marta Maschietto per portare la palla al di qua della metà campo. Sono 15 i secondi che ci dividono la sirena. Sempre alto il pressing di Marghera per Giuliano che riesce a scaricare molto bene per Amabiglia. Mamma mia, che passaggio di Giuliano e che taglio di Amabiglia per l'ultimo canestro di Conegliano per il 47-33. Riduce lo svantaggio a 14 punti, andando negli spogliatoi
con un gap tutto sommato recuperabile. Abbiamo visto Marghera che comunque dopo i primi 5 minuti ha imposto tutta la sua classe, tutta la sua capacità tecnica, e prendendo un vantaggio che ha raggiunto anche i 18 punti. Adesso 47-33 all'intervallo. Diamo sicuramente la linea ai nostri sponsor e vi diamo appuntamento per l'intervista con lo sponsor di giornata, con Connection, fra qualche minuto. Il segno della regia. Allora, buonasera, ci ritroviamo qui a metà campo nella pausa lunga tra il secondo e il terzo quarto di questa partita tra Basket Femminile Conegliano e Giants Marghera. Oggi sponsor dei Connection SRL di San Vendemiano è qui con noi Roberto Zucchero. Roberto, benvenuto. Cosa ne pensi dell'atmosfera del palazzetto così oggi intensa? È veramente molto intensa, devo dire, energia pura, vedo un grandissimo pubblico, una bella partita, molto vincente, molto entusiasmante, insomma emozionante sicuramente. È sicuramente un'emozione per noi vedere tutto questo pubblico, sentire tutta questa energia, ma di energia qualcosa ne sai anche tu con la tua azienda. Allora, Connection SRL di San Vendemiano è un'azienda che da 25 anni si occupa di quadri elettrici, è partita qui da San Vendemiano, esporta in tutto il mondo con anche delle innovazioni nate nel garage di casa vostra. Raccontaci qualcosa, dai. Sì, diciamo che appunto energia è l'argomento sicuramente che più ci addice. È 25 anni che appunto l'azienda esiste, è partita veramente da un garage, ad oggi abbiamo un organico di 70 persone, serviamo soprattutto il mercato del condizionamento e climatizzazione. Noi ci occupiamo di progettazione e realizzazione di quadri elettrici in ambito industriale. Fondamentale l'innovazione per forza, perché ormai siamo in un periodo storico dove è necessario continuare a perseverare sull'innovazione e allo stesso tempo far crescere le persone all'interno dell'azienda per creare questo connubio proprio tecnologia e persone. Infatti Connection ci ricorda in questo mondo iperconnesso, insomma ci fa sempre pensare a varie connessioni, ma voi lavorate anche sulle connessioni tra le persone con i vostri dipendenti. Sì, corretto, ci tengo molto, è fondamentale che si crei un team di lavoro. L'azienda, per quanta tecnologia possa avere, sono aziende, sono fatte di persone, è fondamentale che le persone lavorino bene in un ambiente sano, non solo da un punto di vista strutturale ma anche da un punto di vista delle relazioni, dei rapporti. Solo in questo caso ci si può permettere di pensare a far crescere l'azienda. Quindi è vitale, fondamentale per un'azienda e per i componenti dell'azienda avere sicuramente relazioni buone, relazioni sane anche all'interno del mondo del lavoro e anche sicuramente fuori. Sicuramente un discorso questo molto importante, assolutamente da non trascurare, che fa capire l'attenzione che avete nelle persone ma anche nel sociale, perché voi sostenete lo sport. Che valori vi accomunano con lo sport e che valori vi accomunano con BFC che avete deciso di sostenere? Certo, lo sport è fondamentale, al di là che a me piace molto lo sport in generale, però ritengo che sia
importantissimo lo sport, soprattutto a livello giovanile, diventa una disciplina, diventa un'educazione, lo sport serve per formare le persone, formare i ragazzi e crea proprio quello che dicevo prima, anche il gruppo di lavoro e quindi crea proprio tutte le connessioni anche al di fuori del lavoro che poi sono fondamentali nella vita di tutti i giorni. Abbiamo deciso di scegliere di dare una mano al BFC perché è nato sicuramente da alcune amicizie che ho all'interno dell'organico, ma appena mi è stato proposto ho colto la palla al balzo perché mi interessava molto l'aspetto dello sport, soprattutto in ambito femminile. Puntiamo molto alla parità di genere anche in azienda e quindi perché non valorizzare anche gli sport femminili e quindi come in questo caso il basket femminile conegliano. Allora noi ti ringraziamo perché con questa vostra azione veramente ci permettete di curare il settore giovanile, di portare le ragazze a vivere esperienze di gruppo, di team e insegnare dei valori che poi appunto, come ci dicevi tu, saranno utilissimi nella vita. Roberto, è stato un piacere. Grazie a voi. E buona continuazione di partita. Grazie. Riprendiamo la linea qui al Pala BFC, è la fine della pausa lunga tra il secondo e il terzo quarto di una partita tra BFC e Marghera molto intensa che però vede già un grande divario con Marghera sul più 14 che adesso dovrà gestire questo vantaggio e BFC che dovrà trovare qualcosa di diverso per riuscire a mettere in difficoltà le forti giocatrici avversarie. Fabri, cosa ti aspetti da questo terzo periodo? Allora, mi aspetto che BFC entri in campo alzando l'intensità difensiva, cercando di magari
chiudere meno sotto canestro, ma non lasciare questi tiri completamente aperti alle esterne del Marghera, che ci hanno fatto davvero male, in particolare Diodati, 13 punti, e Pertile, che vabbè, è un'esterna di 1,85 m probabilmente, se no poco meno, che però ci hanno punito dalla distanza assieme anche a Luraschi. Quindi forse per mettere qualcosa in più sotto canestro, ma andare a tamponare sul perimetro. Dall'altra parte credo cercare di recuperare dei palloni per innescare il nostro contropiede, che abbiamo visto può dare comunque dei buoni frutti. Ah sì, infatti galvanizzatissimo il pubblico ospite che si sta facendo sentire qui. Dall'altra parte anche il pubblico coneglianese sta facendo di tutto per sostenere la squadra di casa. È un terzo periodo in cui appunto ci aspettiamo che il ritmo della partita non cali. Sì, sicuramente non calerà. Nel primo tempo entrambi gli allenatori hanno dato ampio spazio alle loro panchine, anche perché entrambi hanno delle panchine molto lunghe. Quindi io non mi aspetto un calo fisico da parte delle due squadre, ma ecco, ovviamente la speranza che Conegliano riesca a riprendere un po' in mano l'inerzia della partita. Ancora Diodati completamente libero dai 3 punti e ancora una volta ci punisce. Sono stato facile profeta, ma diciamo pure che da qua sopra si vedono le cose con molta lucidità, poi in campo è molto più difficile riuscire a marcare giocatrici di questo calibro. Adesso Boccalato che sfrutta il blocco di Maschietto e serve proprio Maschietto per un bel gioco a due. Intanto arrivano anche dei rifornimenti qui in console. Sì, per fortuna arriva qualche rifornimento, perché oggi dicevamo è difficile con la cronaca star dietro al ritmo che viene impostato da queste due squadre. Adesso la palla recuperata per BFC che gioca con Marta Maschietto, che intelligentemente aspetta che la squadra recuperi, e adesso è Boccalato per Marton prova a fintare ed entrare, doppia finta, tripla finta, sfortunatissima qui Serena, che aveva fatto un'ottima azione, e sono ancora 15 i punti di distacco tra le due squadre. Intanto sportellate tra Serena Marton e Claudia Castria, poi è Gobbo ad andare a sbracciare, ma c'era probabilmente prima un contatto da parte della giocatrice coneglianese. È stato fischiato il secondo fallo a Marta Maschietto, che prontamente alza la mano accusandosi dell'azione. Adesso è rimessa in attacco per Marghera, che sul più 15 ha veramente la tranquillità e la lucidità di poter gestire. Isolamento per Diodato, che preferisce riaprire per Pertile dall'altra parte. È lungo il suo tiro, poi Maschietto addirittura in contropiede, che però non riesce a gestire questo contropiede, anche perché forse non è proprio il suo gestire, non è abituata a gestire. È stata sfortunata comunque Marta, perché mentre stava rilasciando la palla gli è scivolata chiaramente. Intanto salutiamo da casa Ginevra Mancuso, che sta votando per l'MVP, e appunto, come detto, vi invitiamo a scrivere in chat i voti. Adesso riusciamo a mettere una mano sul pallone, perché Gobbo stava andando a segnare da sotto. Guardate che contatti comunque ancora una volta. Adesso è Boccalato a cercare di attaccare l'area, ed è Marton dai 3 punti, e non è preciso il suo tiro. No, Boccalato aveva trovato più di qualche difficoltà a tanti entrare. contatti ancora, spalle a canestro, Volpato riapre per Diodato, chiusa da Boccalato, ancora sportellate, Gobbo e Amabiglia, ancora Gobbo ad aprire il gomito, brava Amabiglia a guadagnarsi questo sfondamento. E ce lo siamo presi con grande caparbietà questo sfondamento, dopo una serie incredibile di sportellate alla Bud Spencer. Diciamo che c'erano stati contatti da tutte e due le parti, poi alla fine Gobbo si è innervosita, ha aperto il gomito, come si dice, facendolo proprio davanti all'arbitro. L'arbitro ha fischiato. Diciamo che ancora Maschietto ad attaccare il pressing, si ferma dopo la metà campo e mette la palla nelle sapienti mani di Sara Luna Giuliano per Amabiglia, che poi va a attaccare, ma è Castria
a mettere le mani sulla palla, poi ancora Giuliano, scusate, che però va a commettere fallo. Avevamo quasi palla recuperata da parte di Giuliano, poi fallo che è stato comunque anche ben speso, perché effettivamente ha provato a recuperare la palla, non c'è riuscita. Marghera di nuovo su più 15, Marghera con la palla in mano. Si scaldano entrambe le tifoserie. Beh, sicuramente il ritmo è alto, il metro arbitrale prevede di fischiare poco i contatti e questo favorisce sicuramente l'agonismo. Fino adesso la partita è stata molto corretta ad ogni modo e pertanto speriamo si mantenga su questi binari. Adesso ancora Diodati a cercare di farci male, serve Volpato, molto bravo, spalle a canestro, è impreciso sul tiro, lotta Gobbo a rimbalzo, tanti contatti, purtroppo sarà forse il terzo di Marta Maschietto. No, credo sia fischiato Giuliano. Giuliano. Sì, il fallo viene fischiato a Giuliano, è il secondo di Giuliano comunque. Sì, fallo di Giuliano su una Marghera che continua a prendersi i rimbalzi. Stiamo sporcando di più, ma ancora non riusciamo a venirne fuori sui rimbalzi. Però ti dico che lo svantaggio in termini di centimetri è evidente. Adesso molto brava, ma davvero molto brava, Michela Volpato con questa ricezione e giro in area rapidissima, coordinatissima per il 52-35 per Marghera. Rossato, spalle a canestro contro Gobbo che la stoppa, forse c'era un contatto. Beh, sembra di sì, adesso Rossana deve stare tranquilla perché sta soffrendo un po' questo metro arbitrale. Marghera sul più 17, Marghera che sta giocando ancora molto bene, adesso è Sponchiado che dà un po' di respiro a Serena Marton, questa decisione di Angelo Mincleri che sta cercando di trovare la chiave di lettura per girare l'inerzia di questa partita che è totalmente a favore delle ospiti che sono sul più 17. Sì, tra l'altro Conegliano è anche in bonus già, mentre gli avversari hanno un solo fallo, quindi su ogni fallo adesso gli avversari andranno a tirare i tiri liberi. Volpato che serve bene Gobbo che segna altrettanto bene, ma d'altra parte anche in questo caso stiamo parlando di una giocatrice di grandissima esperienza anche a livello superiore. Sponchiano per Maschietto che può giocare spalle a canestro con Volpato, sbaglia il tiro, recupera il proprio rimbalzo, sbaglia ancora, sfortunata Marta Maschietto, recupera la palla Pertile. Sì, sfortunata Marta, però anche qui contatti non fischiati su di lei. Sì, purtroppo ripeto, magari c'è sicuramente uniformità nel metro arbitrale, però un metro di questo tipo non ci tutela. Dall'altra parte sbaglia finalmente, direi, Diodati, non ce ne vogliano i tifosi di Marghera. E poi un fallo in attacco fischiato a Boccalato probabilmente, che non si capacita. Sì, è il secondo fallo di Rossana Boccalato sul cubo del cambio Magic Zanardo, però meno 19 a 5:26 dalla fine del terzo quarto. Sì, Marghera sull'ali dell'entusiasmo sta continuando a portarsi avanti e sicuramente in questo momento l'inerzia della gara è tutta per le veneziane. Adesso direi che a questo punto possiamo dare la linea ai nostri sponsor per qualche minuto. Riprendiamo la linea qui dal Pala BFC, 54 Marghera, 35 Conegliano, però fondo rosso, per citare Dario Argento. Purtroppo sì, diciamo che Marghera sta continuando ad aumentare il proprio vantaggio in termini di punti, ma sta anche tenendo in mano le redini di questa partita
leggendo molto bene le situazioni, andando forte a rimbalzo in attacco come era prevedibile, ma anche mettendo in campo una difesa molto attenta, molto precisa, andando a rompere i giochi coneglianesi. Adesso pressione tutto il campo per Conegliano e quasi si recupera una palla, purtroppo non è abbastanza veloce Giuliano. Io credo che il fischio dell'arbitro Sì, è corretto, sia è corretto. Mi corretto. sembrava che fosse, È caduta, anche se la il palla è pubblico caduta, si lamenta, no, ma la palla è caduta sulla gamba di Giuliano. sì, che infatti non protesta. Sì, sì. Il pubblico di casa ha un po' di frustrazione perché vede che BFC prova in tutti i modi a rompere il gioco di Marghera, ma ci va sempre male. Adesso è Castria a sbagliare dopo una serie di cambi di mano ubriacanti, e poi lavoriamo in qualche modo a rimbalzo per mantenere il possesso della palla. Intanto iniziano ad arrivare addirittura le sedie aggiuntive Da casa. perché non c'è più spazio per sedersi al Pala BFC e quindi è record di pubblico stagionale. Assolutamente. Sbaglia Castria, ma Magic Zanardo col suo terzo rimbalzo in attacco, poi purtroppo sbaglia il passaggio di apertura. Ben chiusa Volpato, però riceve Gobbo, adesso Diodati, che finta di sfruttare il blocco, poi serve proprio Gobbo che va a segnare da sotto canestro. Si può fare davvero veramente poco quando gli avversari giocano questa pallacanestro, lasciamelo dire. E poi signore e signori, Giocano davvero bene. Viola Diodati, se oggi non vince l'MVP penso che sia Sta davvero insegnando pallacanestro questa sera. Adesso è Boccalato ad attaccare Gobbo, poi un fade away jumper alla Michael Jordan, segna Rossana, ma un tiro davvero difficile, davvero complicato. Sì, è questo che ci fa pensare, perché stiamo facendo proprio fatica a trovare i tiri. Qui Boccalato ha tirato veramente fuori il coniglio dal cilindro e adesso si lamenta Marta Sponchiado, sì, l'arbitro si lamenta guarda perché, se è il caso di dare un tecnico. Però insomma dai, mi sembrerebbe esagerato, perché ma il fallo è di Amabiglia. sì, si lamentano le giocatrici coneglianesi perché le avversarie stanno esasperando un po' i contatti, però diciamo che i contatti ci sono. I contatti ci sono sempre stati, ne ha fiscati pochi. Chiaramente adesso Marghera, approfittando del fatto di poter andare sempre in lunetta, esaspererà i contatti e insomma li farà ben vedere. La squadra perché, di esperienza qual è? esatto, Non è che possiamo lo stavo aspettarci dicendo, cose diverse. sono giocatrici assolutamente esperte, in grado di sentire un po' l'odore del sangue, come si dice, e andare ad azzannare la partita come sta facendo in questo momento Claudia Castria. Sbaglia il secondo, ma si lotta a rimbalzo, esce Amabiglia e poi Sponchiado in campo aperto, può attaccare l'area, subisce il fallo. Saranno 2 tiri liberi per lei, perché comunque ricordiamoci che Marta Sponchiado non molla mai. Sì, e soprattutto Fabri ci ricorda che in questi momenti di difficoltà cercare l'1 contro 1, cercare il fallo non è proprio una decisione così sbagliata. Stiamo trovando difficoltà a far girare la palla con la velocità con cui eravamo fatto nella prima parte della partita, ed è normale perché Marghera sta difendendo veramente bene. Intanto c'è il Sara Clean Team che fa il suo esordio oggi per pulire il parquet. Sono 2 i liberi per Marta Sponchiado. No, ma hai detto bene, nel momento in cui non si riesce ad andare a canestro, in cui ci sono tante azioni in cui non si riesce ad andare a segno, la cosa migliore è guadagnare un fallo, andare a prendere 2 tiri liberi e vedere se si sblocca un po' la situazione. Purtroppo non in questo caso. Quindi Fabri, visto che la partita sta andando un po' così, parliamo un po' più del meno, stai dicendo che forse sto capendo qualcosa di basket? Mi stupisce davvero come tu riesca a leggere le situazioni tecnico-tattiche in campo, e questo non lo dico assolutamente scherzando, perché sappiamo che tu hai un glorioso passato da calciatore, ma la pallacanestro hai cominciato a seguirla da pochi anni alla fine, quindi Esattamente, è uno sport che comunque mi ha rapito, perché al di là dell'aspetto sportivo c'è un aspetto sicuramente di progettualità da parte del basket femminile conegliano che insomma cerchiamo di sostenere ognuno col proprio lavoro, ognuno come riesce a fare.
Michela Volpato continua a farci ancora del male dentro l'area. Avevamo detto che è una ragazza estremamente simpatica e continuiamo a pensarlo, però anche un po' ingrata, diciamolo. Ovviamente stiamo scherzando, non scherza Sara Giuliano con questa bomba di tabella che se non altro le costerà le paste. Si ridà fiducia questa bomba di tabella al pubblico di casa, che adesso alza il tifo come se non ci fosse mai stato, ma in questo momento l'arbitro ha deciso che era il momento di fare un po' di show e dare un tecnico a Mincleri, che proprio non ci stava probabilmente. Va bene, dai. E diciamo che Angelo Mincleri sta mimando molto bene il motivo della sua protesta. Sta dicendo che le avversarie stanno esagerando i contatti, cosa che potrebbe dare origine anche a un fallo tecnico, una simulazione. Ovviamente Angelo sta anche cercando di dare un segnale alle proprie giocatrici, oltre che agli arbitri. Sta cercando di dare una scossa con questo tecnico che sicuramente sapeva di prendere. Adesso spalle a canestro, ancora Gobbo contro Tasca contro Amabiglia. Poi mezzo all'area proprio Gobbo, recuperiamo il rimbalzo difensivo. Amabiglia in campo aperto per Marton, per Giuliano da 3 punti, è lungo il suo tiro, si lotta a rimbalzo, Zanardo non riesce a recuperare. Peccato perché Zanardo si era posizionata bene, però la differenza in centimetri è stata determinante. Adesso anche Tramonti qui Marghera aggirano la palla veramente bene le avversarie, veramente con una visione di gioco di livello superiore, di categoria superiore, e poi è Luraschi a chiudere l'8° punto per lei. Sì, Luraschi che sta viaggiando con percentuali altissime, sta coronando il gioco molto bello di Marghera. Conegliano si affida alle azioni personali perché non riesce a far girare la palla, però purtroppo Sara Luna Giuliano è stata sfortunata, ma qui adesso c'è un recupero da parte di Serena Marton con Giuliano, però adesso ancora palla sporcata per Marghera che si riprende il possesso da una parte e dall'altra, grande ritmo e ancora fallo. Adesso ancora fallo di Giuliano, è il terzo, un po' anche di frustrazione perché era andata giustamente a cercare un 1 contro 1 cercando di guadagnare un fallo, ha subito forse anche un contatto, ma non è stato fischiato e poi... Sì, comunque quel fallo era evidente, effettivamente Fabri, l'atteggiamento che ritengo tu abbia letto bene, proprio questo della frustrazione. Ricordiamo che Marghera a un certo punto ci ha sorpreso, ma da quando abbiamo alzato il ritmo della nostra difesa loro poi non hanno sbagliato più nulla. È questo che sta facendo la differenza. Sono state molto brave ad attaccare la nostra pressione difensiva con molta attenzione, in maniera molto geometrica. Stanno punendo tutti i tentativi di rimettere le mani su questa partita. Adesso è Sponchiado a giocare pick and roll con Tramontin, poi chiude il palleggio Zanardo per Marton che sbaglia da sotto, sì, ma Sponchiado a lottare a rimbalzo. Dopo il tiro Serena Marton si è presa una botta in faccia che non è stata sanzionata e questo probabilmente non quello che un po' molto. Esatto. Questo non va bene perché poi ok il metro arbitrale, però la pallacanestro ha delle regole. Anche qui a dirla tutta un contatto di Sponchiado Sì, su Gobbo. esattamente, comunque mi ricorda i bei tempi della Royal Rumble della WWF. Comunque ci siamo, 63 Marghera, 42 Conegliano, terzo periodo che sta per finire con Marghera che Ancora veramente un contatto durissimo qui, chiude ancora il palleggio Sponchiado, poi Zanardo quasi perde la palla, Colombi un passaggio molto molle, non è una partita in cui si possono fare passaggi di quella intensità. sì, esattamente, il passaggio era abbastanza debole e prevedibile, ma dobbiamo dare merito alla difesa di Marghera che sta veramente facendo una grande pressione
Conegliano non riesce a fare il gioco fluido e dinamico a cui ci siamo abituati. Adesso Tramontin a recuperare una palla, adesso gli arbitri a dare il fallo tecnico, crediamo a Claudia Gobbo che ha protestato. Diciamo che è stato complicato anche per gli arbitri riuscire a seguire una partita così intensa come lo è stato per noi. Esatto, sicuramente hanno corso parecchio, Fabri, più di me, di te, che siamo qua in piedi a commentare questa partita che rimane, seppur vedendoci insomma sotto di parecchi punti, rimane molto bella e godibile. Adesso sbaglia anche il tiro libero Claudia Mabiglia e non è da lei. No, effettivamente l'ha sbagliato, però ragazzi era proprio i famosi dei del basket che ogni tanto citi, che hanno deciso che questo tiro non doveva entrare perché ha fatto una danza piuttosto beffarda sul ferro. Conegliano rimane sotto di 21 a 24 secondi e la palla in mano, ne ha 14 o 24 per terminare questa azione, Fabri. Ne ha 14 o 24? Stanno discutendo al tavolo, ma credo di dovrebbero questo. Essere 14 secondi. Anche secondo me, infatti mi sto veramente stupendo del fatto di arrivare a capire queste cose. Bene, allora 14 secondi per Conegliano, quindi poi ci sarà inevitabilmente anche un'azione per Marghera. Adesso pick and roll per Marton che poi va a attaccare Castria e si guadagna un canestro con l'aiuto degli dei del basket e probabilmente anche con un fallo. Sicuramente, però e adesso oggi 10 non secondi si alla fischia fine. nulla. Sono 19 punti per Marghera che avrà anche l'ultimo tiro di Castria che sbaglia ma si lotta a rimbalzo e il canestro sembra che sia da convalidare. Si alza tutta la panchina coneglianese, si viene convalidato. 65-44 a 10 minuti dalla fine della partita. Sì, l'inerzia della partita è proprio di Marghera e questo beffardo rimbalzo ce lo sta dimostrando. Noi comunque rimaniamo qua duri sul pezzo e adesso diamo la linea ai nostri sponsor. Ancora un minuto qui in questa pausa tra il terzo e il quarto quarto. Marghera 65, BFC 44. Dicevamo pubblico delle grandi occasioni, dicevamo grande intensità. Oggi Marghera sembra un ostacolo insormontabile per BFC che quando ha capito che Marghera veramente faceva sul serio ha alzato la propria intensità ma si è scontrata contro uno scoglio veramente insormontabile perché oggi Marghera non sta sbagliando nulla. Né a livello di tiro ma anche perché sono tiri molto ben costruiti, perché Marghera è riuscito ad attaccare la difesa coneglianese in maniera molto precisa, molto scientifica e lo ripetiamo ancora una volta, oltre ad essere stata preparata molto bene la partita dallo sport tecnico, Marghera ha veramente un livello di talento e di esperienza in campo per cui è veramente difficile gestire dal punto di vista tattico una difesa contro questo tipo di squadra, perché sono forti dentro l'area, vantando centimetri, vantando giocatrici tecniche, sono forti da fuori, hanno giocato per quasi tutta la partita con due playmaker contemporaneamente del calibro di Diodati e Castria e quindi due playmaker che hanno una grandissima visione di gioco e tra l'altro anche molto pericolose al tiro. Quindi veramente non sai bene dove concentrarti e come raddoppiare, come aiutare. È molto difficile, tra l'altro gli scarichi di queste playmaker trovano sempre pronte le giocatrici di Marghera a dei canestri, ricordiamo, citiamo sicuramente i tanti punti anche di Michela Volpato e adesso purtroppo Conegliano perde la prima palla del quarto quarto e non è un buon modo per iniziare questo quarto quarto dove speriamo in una scintilla da parte della squadra di casa.
Marta Sporchiado ci mette di tutto per recuperare la palla, però purtroppo Marghera riesce a tenere il possesso anche in queste comunque situazioni. durissima ancora di Conegliano con Marton e con Sponchiado, poi vedete come Marghera gira la palla e costruisce un tiro e poi entra con grandissima fortuna. Era un tiro comunque completamente aperto, ma non completamente aperto per distrazione della difesa coneglianese, perché le giocatrici avversarie hanno saputo spaziarsi in maniera eccellente e hanno saputo uscire dai raddoppi in maniera altrettanto precisa. Intanto buona questa iniziativa da parte di Claudio Mabiglia, che veramente riesce a capitalizzare al massimo questa azione, perché si era trovata in grande difficoltà chiusa nella penetrazione, è riuscita a prendere fallo e dobbiamo probabilmente, Fabri, se oggi vogliamo trovare una chiave di lettura in cui Conegliano potrebbe fare un po' la differenza, l'ha fatta già nel resto della partita, quella di cercare l'uno contro uno e andare a prendersi falli. Sì, questo sicuramente a questo punto della partita, anche se il divario ormai è di 23 punti, quindi abbastanza ampio, però sicuramente può essere una chiave di lettura, perché da fuori ci entra poco e anche, bisogna dire, la difesa avversaria ci ha concesso anche ben poco. Sì, assolutamente, è vero, verissimo tutto. Proviamo comunque a cercare l'azione di penetrazione, proviamo a prenderci fallo, perché almeno possiamo gravare Marghera di falli, ed è veramente probabilmente l'ultima carta che possiamo giocarci, ma dall'altra parte Marghera trova veramente... Guardate come attaccano il pressing con una facilità, con una lucidità di letture che è imbarazzante. Quindi... Infatti c'è solo da fare i complimenti alla squadra veneziana, perché oggi sta interpretando la pallacanestro in una maniera estremamente interessante, intelligente, molto bravi. Adesso c'è stato un piccolo infortunio per Gobbo, sembra che non sia niente di grave. No, sembra sia caduta male con la caviglia, però sta camminando autonomamente, quindi questo è sicuramente sintomo che la cosa non è grave. Via bene per lei. Coach Scarpa la manda in panchina, ma non sembra niente di grave. Adesso ancora Amabiglia attaccare, poi però non si capisce benissimo con Marton. La rimessa sarà ancora per Conegliano, ma 10 secondi per tirare. Intanto Boccalato sul tiro del cambio, esce Tramontin e c'è anche un time out per coach Mincleri. In questa situazione coach Mincleri si gioca Boccalato, perché può sperare appunto adesso nell'individualità. Quelle famose fiammate a cui ci ha abituato la giocatrice laziale. Come si dice, bisogna che ci giochiamo il jolly in questo momento in cui non riusciamo veramente a fermare il gioco di Marghera, che sta dando lezioni di basket. Fabri, noi insomma in maniera molto imparziale, quando c'è da fare i complimenti agli avversari, non ci tiriamo mai da parte. No, assolutamente, niente da dire. Ho poche cose sinceramente da recriminare anche alla squadra di casa, che ha provato a mettere la partita su un certo piano, l'ha fatto, ma sono state più lucide e più talentuose le avversarie. Comunque nell'attaccare la pressione difensiva, nel rompere tutti i giochi dell'attacco coneglianese. Abbiamo detto all'inizio, una squadra costruita per il salto di categoria, e questa sera l'ha fatto vedere benissimo. Rimessa per Conegliano con Giuliano che serve Boccalato molto bene, va segnare da sotto. Comunque ricordiamo ancora di votare anche il pubblico da casa per la miglior giocatrice della partita, che sarà premiata con una bottiglia Magnum di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine. Adesso K che cerca di andare a chiudere su Volpato, che subisce anche un contatto. Sì, comunque Volpato oggi è veramente on fire, 14 punti per lei. Chiaramente con questa precisione non mi sta più così simpatica come all'inizio, diciamocelo. Adesso Boccalato, rimbalzo in attacco e con le gambette questo pallone si arrampica sul ferro del canestro ed entra. Sì, comunque Rossana non molla, sono 11 per lei
di personale oggi, assieme ai 9 di Amabilia e ai 9 di Maschietto, quelli che stanno tenendo un po' a galla Conegliano, che però si trova sotto di 22, è un divario veramente importante. Adesso Tasca che riapre, sbagliato il tiro, buono il tagliafuori di Sara K, che adesso riapre proprio per Boccalato, che va ad attaccare probabilmente, no, riapre per K dai 3 punti, è lunghissimo il suo tiro. C'era un buon tiro comunque questo costruito Sì. da Conegliano, perché lo scarico di Boccalato su K era stato interessante, K aveva spazio e doveva provarci. Purtroppo però la palla è uscita, dall'altra parte Marghera, che non ci sta perdonando nulla, si ingegnerà per portare a casa altri 2 o 3 punti, vediamo cosa succede. E c'è Amabilia che continua a girarsi verso l'arbitro e dire sono 3 secondi. C'era Beatrice Tasca sì. che aveva messo una tenda canadese dentro l'area. Esattamente. Finché l'arbitro, quando ha capito che Amabilia più che 3 rischiava secondi un'infrazione. sembravano i 2 minuti dei Negramaro. Esatto. Però chiamata quindi spintanea da parte dell'arbitro. Allora, rientra in campo anche il Capitan Marchioni. Questi Sì. ultimi 7 minuti e 14 sul 50 BFC, 72 Marghera. Esattamente, quindi adesso Non riesce a controllare, anzi sì, riesce alla fine a controllare in qualche modo il pallone Maschietto, poi Boccalato e lungo Marchioni fa fallo, rimbalzo. Marchioni prova a prendere rimbalzi su questo tiro di Boccalato, che era stato forzato dal fatto che mancavano pochi secondi alla fine dei 24. Purtroppo la palla è uscita e in questi momenti ci serve veramente il fattore C, dovrebbe venirci incontro, ma oggi non ci sta aiutando. Il fattore Cortuna, Esatto. adesso molto brave sempre a uscire dai raddoppi le giocatrici di coach Scarpa. Adesso spalle a canestro, Tasca, vedete come girano la palla in maniera eccellente. Poi è anche brava Volpato, ma non mosso la palla veramente con Dai, una velocità guarda che incredibile. Volpato veramente sta facendo un partitone e non c'è niente da dire. Si butta dentro Giuliano, saranno 2 tiri liberi per lei. Allora Fabio, io ancora non ho visto qualche voto sulla chat, ma non tanti, però stanno arrivando sugli altri canali social della squadra moltissimi voti e devo dire che sono molti voti in maglia blu, ma Vabbè, possiamo immaginarlo oggi perché ci sono alcune giocatrici giusto. avversarie che hanno fatto veramente vedere delle belle cose. sì, però Volpato se ne sta prendendo anche tanti, d'altra parte anche Viola Diodati ne sta prendendo molti, quindi la vedo un po' un testa a testa tra le due. Ma non sveliamo nulla, anzi invitiamo il pubblico di casa a Così a votare anche a attraverso stupirci. le chat di WhatsApp come stanno facendo. Sì, come ho detto, sono già arrivati un sacco di voti anche per Michela Gobbo, scusa, Claudia Gobbo. Ancora Volpato che ci ha sentito, ha cercato di Beh, gli andare abbiamo- a mettere le mani su questa gli Magnum. Gli abbiamo tirato una buffata, non a caso. Non poco. Adesso è Marchioni dai 3 punti, forse un fallo, segna lo stesso Capitan Marchioni. Anche lei non ci sta mai a perdere. 74-55. Sì, quanto abbiamo bisogno dei tiri da 3 in questo momento, Fabri. Adesso cambio difensivo addirittura sul pick and roll. Abbiamo Maschietto sull'Uraschi, poi cambio ancora. Uraschi attacca al canestro. Buona la chiusura difensiva, però l'ultima a toccare è una giocatrice in canotta bianca. C'è stato un muro quasi pallavolistico nei confronti di queste azioni d'attacco di Marghera. La palla è uscita dal favore di Marghera, Conegliano sta aumentando l'intensità, d'altronde Marghera è forte, 19 punti di vantaggio che a 5 minuti e 39 dalla fine decretano un po' che l'ago della bilancia sta girando verso Marghera, che può solo perderla questa partita perché sicuramente la porterà a casa. E con questa gufata direi di dare la linea comunque ai nostri sponsor. Allora, ci siamo di nuovo, scusate, nel frattempo
per noi il ritmo è veramente serrato, perché nel momento delle pause cerchiamo di raccogliere i voti per l'MVP e quindi diciamo, stiamo cercando di essere multitasking, cosa che per note ragioni legate allo sviluppo Al genere. sono impossibili per noi uomini, insomma. Però dobbiamo gestirci tra le chat. Oggi non ci sono i nostri aiutanti, né Marchetto né Double T. Ricordiamoli, Double T è a sciare in quel di stamattina di Castrozza. Vergognoso. È arrivato tardi perché aveva una partita. Il Grava Grava sembra che sia in gita, perché ricordiamolo che ma il non Grava è al campionato Grava nazionale di Candy Crush. Allora lo salutiamo il Grava, gli auguriamo di divertirsi nella gita, lo aspettiamo Abbiamo qui sentito la al sua rientro. mancanza. Esattamente, anche perché oggi non abbiamo fatto partire l'organetto NBA e forse questo ci sta giocando contro nella cabala, Pessima cabala. anche se ci stiamo appellando alla cabala quando in realtà oggi non so che tipo di miracolo possa servire per ricucire lo svantaggio con una Marghera che sta giocando in maniera impressionante, ha alzato l'intensità di gioco subito da metà del primo tempo, è riuscita a dominare a rimbalzo, a giocare in modo fluido, a far girare la palla, a trovare degli ottimi tiri, avere anche buone percentuali al tiro, e questo spiega il gap contro una Conegliano che da parte sua sta sicuramente facendo di tutto per rimanere in partita, ma 19 punti a 5,39 dalla fine sono veramente troppi. Diodati addirittura con un tiro toccata, tiro di prima come si direbbe in termini calcistici, e dall'altra parte Giuliano che cerca di replicare quella bomba di tabella che aveva fatto nel terzo quarto. Ci sta a Fabri di provare a velocizzare il gioco con queste conclusioni da 3, d'altronde ci stiamo affidando a giocatrici che hanno sempre buone percentuali. Oggi però veramente spettacolo da parte di Marghera qui, un passaggio dentro la schiena di Volpato veramente bello. Giuliano a giocare a 2 con Maschietto, prova a servirla, Diodati si lamenta ma l'aveva fermata di piatto, diciamo così, e non si può fare. Esattamente. E quindi Allora intanto Giacomo Ragazzon sta dicendo che è indeciso, ma Giacomo tranquillo, puoi fare anche 2 voti. Leonardo Zanè vota per Michela Volpato, continuate a scrivere le vostre preferenze. 74 Marghera, 57 BFC su questo canestro di pura cattiveria da parte di Rossana Boccalato. Comunque è ancora aggressiva la difesa coneglianese, non vuole lasciare niente, adesso va via facile Diodati, anche perché dice Giuliano se agganciata, ha fatto quello che gli americani chiamano hooking, l'arbitro non la pensa allo stesso modo, quindi sarà canestro valido più tiro libero per Viola Diodati. Allora Giacomo, se eri indeciso sul play di Marghera devi anche farci capire quale play, perché ne hanno 2, ma penso tu intendessi Viola Diodati che sta veramente spaccando la partita. Dall'altra parte ripetiamo, anche assolutamente Michela Volpato sta giocando molto bene. Conegliano prova a fare di tutto per rimanere in partita, ma ragazzi questa Marghera oggi sembra veramente imbattibile. È il time out adesso che è stato chiamato da Conegliano ha esaurito i time out, quindi sono 3 per Conegliano, 2 per Marghera 77, Conegliano 57, sono 19 i punti personali di Viola Diodati e 16 di Michela Volpato, il top scorer da parte di Marghera. Dall'altra parte sono ben 13 punti per Rossana Boccalato e 9 per Amabilia Maschietto e Giuliano, ma Fabri prova addirittura a risuscitare l'organetto NBA per cercare di girare l'inerzia della partita, ma a 4 minuti e 33 dalla fine 20 punti di distanza sono notevoli e Marghera esce da questo time out conscia che ormai ha le mani sulla partita. Sì, beh, diciamo che a 4 minuti e 33 dalla fine sul più 20 Marghera ha ben poche preoccupazioni sull'esito di questo match, ed è giusto che sia così, perché a parte i primi 5 o 6 minuti iniziali poi l'ha sempre condotto con grande autorevolezza. Questo è
Boccalato attaccare la linea di fondo a guadagnarsi il canestro, forse anche il contatto. Qui è ancora molto allungata la difesa coneglianese. Giuliano su Diodati che però spara un passaggio dentro l'area, una mano, riapre Tasca, ancora Diodati che può giocare a due con Volpato e poi raddoppiata Giorgio Zanardo recupera questo pallone. Conegliano non molla niente, anche sotto di 18 vuole giocare fino alla fine e di questo dobbiamo dare atto, di questo siamo assolutamente orgogliosi sia come telecronisti che come dirigenti della società. Allora, è chiaro che Conegliano sta facendo un percorso di crescita importante durante questa stagione e effettivamente Fabri, me l'hai detto tu l'altra volta, le partite o le vinci o impari se le perdi. Se decidi di non imparare e perdere vuol dire che stai sbagliando l'approccio. Quindi sicuramente Conegliano adesso non deve mollare, deve continuare a mantenere alta l'intensità. Oggi probabilmente la partita non la recupereremo, ma non dobbiamo assolutamente mollare. No, questo sicuramente, proprio come abitudine, come habitus mentale. Ci prova ancora Boccalato, è completamente fuori misura il suo tiro. Continuiamo a pressare comunque, a tutto campo. Giorgio Zanardo ovviamente, in primis, ma anche il capitano Marchioni. Muovono comunque bene la palla le avversarie, fanno passare il tempo ovviamente. Adesso Tasca dentro l'area, recupera Boccalato, va in campo aperto, si lamenta il pubblico di Marghera. Boccalato finisce il fallo, saranno 2 tiri liberi per lei a 3-16 dalla fine della partita. Allora, salutiamo un certo Andrea che ci saluta da Praga, che si aggrava. Potrebbe essere il Grava, anche se a me lo davano a Vienna. Va bene, non dai. sai com'è il Grava, non si sa mai. È come un elettrone, c'è una probabilità di esatto. trovarlo in una certa Porta a casa un zona. po' di birra e un po' di prosciutto. Assolutamente. Salutiamo anche Francesco Cocco, il coach di Gorizia che sicuramente ci sta seguendo, ma salutiamo anche Federica Pacagnan che mi ha confessato che ci segue sempre, ma non lo dice, non lo voleva dire, perché un po' ci si vergogna forse, però c'è di peggio. Beh, diciamo c'è chi guarda Uomini e Donne e chi segue le nostre telecroniche. È una bella lotta. Esattamente, anche se un bel raddoppio tra Giuliano e Zanardo. Diodati è costretto a un'infrazione di passi, si lamenta perché c'era stato effettivamente anche un contatto. ma sì, diciamo che i contatti ci sono stati per tutta la partita. Adesso Giuliano ad attaccare la difesa, le manca l'ultimo mezzo passo, poi un fallo di capitano Marchioni a fermare il gioco. È il terzo fallo per Conegliano, quindi sarà una rimessa. Esce Giuliano, rientra Sponchiado. Sara Luna Giuliano con 9 punti lascia il posto a Marta Sponchiado che oggi ancora non è riuscita a andare a referto, ma sicuramente è una partita complicata. Marta ci sta mettendo grande intensità in difesa. Giodati sotto il blocco, poi riapre ancora lei e cerca di servire Gobbo, però c'è la difesa coneglianese che sporca il passaggio, quindi rimessa da fondo per Marghera con 4 secondi per tirare. E riesce comunque a tirare, incredibile, perché Luraschi riesce a tirare sulla sirena, a segnare di tabella, a subire anche fallo, quindi avrà anche un altro tiro libero. È ovvio che poi quando le partite si mettono in un certo modo, quando va male tutto, e quando va bene tutto ovviamente. Per Marghera sta andando bene un po' tutto. Ah sì, molto bene qui per Marghera che adesso ha la possibilità di riportarsi sui più 20 con un fallo su tiro che è stato fatto dal capitano Marchioni su Emma Luraschi. Emma precisissima, mette anche questo, anche questa Sono ragazza 15 Fabri, punti 15 punti, impressionante. Anche lei. Oggi è veramente complicato per il nostro pubblico decretare chi è l'MVP e poi quando succedono queste cose va a finire che vabbè.
possono essere anche delle sorprese. Adesso è Sponchiado a subire contatto, buttarsi dentro forte. È sfortunata perché sfortunata, veramente sfortunata. si guadagna 2 tiri sono liberi. 80 i punti a referto di Marghera, sono tanti Fabri, perché Cornegliano non è che ha difeso male. No, è proprio Marghera che ha attaccato bene, ha attaccato con lucidità, niente da dire. Segna il primo Sponchiado e alza le braccia al cielo sia per dare il 5 alle compagne ma anche proprio per ringraziare. Lungo il secondo. Si lotta comunque su questo pallone e si recupera questo pallone. Beh, Fabri, qua scusa, lasciami spendere una parola per Giorgia Zanardo, perché veramente lotta in maniera incredibile. Tra l'altro qua c'è stata anche un'azione estremamente sportiva da parte di Conegliano, che si è autoaccusata di aver toccato per ultima la palla, che è stata data a Marghera, che sull'80-61 ci fa capire che a casa possiamo anche buttare la pasta. Eh sì, mamma butta la pasta, o come direbbe coach Peterson, metti il caffè sulla stufa, come dicono negli Stati Uniti, perché la partita è finita. Marghera sbanca Conegliano, si riprende il secondo posto. Adesso un po' di scintille in campo, ma sono dovute sicuramente solo all'agonismo che tutte e due le squadre hanno saputo mettere nel gioco, e anche a un metro arbitrale che ha concesso qualche spinta di troppo. Esce Marta Maschietto. Entrano anche dall'altra parte Laura Muffato e Martina Martignon. Sì, Laura Muffato tesserata in settimana, probabilmente ha fatto solo qualche allenamento con la squadra. Ricordiamo che Marghera ha perso invece in questi giorni Alessia Zennaro, che con il mercato di gennaio si è trasferita a Team Up Padova, la lunga appunto veneziana. Adesso addirittura un fallo tecnico. Sì, un fallo tecnico, Marta Maschietto esce con il quinto fallo, diciamo, vabbè, non possiamo sapere che cosa si sono detti. Vabbè, però sappiamo e conosciamo Marta come una persona sicuramente combattiva, sicuramente che ha dell'agonismo, ma non scorretta o non maleducata. E facciamo un applauso anche al pubblico coneglianese, che comunque sotto di 20 punti continua a incitare la propria squadra e lo fa in maniera assolutamente corretta, come l'ha fatto per tutta la partita. Sì, sicuramente oggi, come dicevamo Fabri, il pubblico di Conegliano non può recriminare nulla alle giocatrici di casa, perché si sono impegnate tantissimo, ma qui è Marghera che oggi ha scavato un divario tecnico abbastanza importante. Poi diciamo che il carico da 11 ce lo sta mettendo un attimo il duo arbitrale, che sta andando a sanzionare ogni contatto adesso per Conegliano, insomma. E quindi con un po' di nervosismo e un po' di frustrazione ci avviciniamo verso la fine della partita, mandando spesso in lunetta Marghera. Sbaglia un tiro libero Luraschi, che stasera ha sbagliato ben poco. Infatti segna il secondo E raggiunge Michela Volpato a 16 punti sul tabellino. In doppia cifra ce ne sono tante per Marghera, proprio questo è sintomatico di quanto bene abbia fatto girare la palla la squadra veneziana. Insomma, 82 punti sinceramente non li avevamo presi, se non a Marghera che ne avevamo presi 86 all'andata. Si vede che in qualche modo anche questa è una tipologia di squadra che ci mette particolarmente in difficoltà. Allora, Fabri, se da una parte abbiamo visto Conegliano che anche con un divario così importante non sta mollando, dall'altra parte vediamo anche Marghera che non molla niente. No, certo, questo fa onore a entrambe le squadre. Adesso è Tronchi che sbaglia dalla sua piastrella, un po' sfortunata. Sì, sfortunata, sembrava quando
al flipper beffardamente perdevi le ultime 200 lire con un doppio rimbalzo. Diodati che chiude il palleggio e non è da lei, poi però va a sfornare l'ennesimo ass sotto canestro, poi Muffato con il balzo in attacco, però è fuori equilibrio. Marchioni con la palla, poteva tirare da 3 Giulia, preferisce giocare. Adesso è Tramontin che si fa rubare la palla da Pigozzo. Guerra con la palla, Diodati. Ultimi 35 secondi della gara. Diodati, Marchioni su di lei. Cambio sul blocco. Marchioni su Muffato adesso. E Sponchiado che va a chiudere su Isotta Pigozzo, giocatrice del 2006. È entrata anche lei nella partita. Buona la chiusura difensiva perché recuperiamo il pallone. Allora il ragazzo comunque si è scatenato perché sta votando veramente tante giocatrici, un ragazzo che le conosce bene, tantissime, essendo lo speaker di Posaclima Ponzano. Adesso è Sponchiado da 3, sbaglia il tiro, ancora ma Giorgia Zanardi. Ma cosa sei Giorgia Zanardi? Quarto o quinto rimbalzo in attacco, ancora Sponchiado a forzare, la partita finisce sull'82-61. Le giocatrici di Marghera e lo staff di Marghera festeggiano, ma pur non essendo sicuramente felicissime, non hanno tantissimo da recriminare neanche le giocatrici coneglianesi. Adesso andiamo a ricontare i voti che sono arrivati per l'MVP. Vi diamo appuntamento tra poco, se è tempo di contarlo diamo la linea ai nostri sponsor e poi ci vediamo a centrocampo con le MVP della partita. Com'è che facciamo adesso per l'intervista? Fabri, anche Viola. C'è adesso lo sponsor vi consegnerà la bottiglia e poi... Ok. Ah, Cristian. Chris.
Allora, prendiamo la linea qui dal Pala BFC per il post partita, dove oggi Marghera è stata proprio giant, ragazze. Cosa ne dite? Beh, abbiamo finalmente giocato una partita nelle nostre corde. Abbiamo corso e giocato di squadra soprattutto. Guardate, sinceramente dall'alto della telecronaca io vi devo dire che di basket ci capisco poco, ma Fabrizio ci capisce tanto e avete veramente giocato con grande ritmo, grande intensità e non abbiamo nulla da recriminare alla difesa BFC che ha fatto tanta fatica a leggere le vostre giocate. Avete veramente liberato tiri molto belli e quindi veramente complimenti ragazze. Ti ringrazio intanto e secondo me oggi abbiamo fatto una partita di squadra innanzitutto e che a noi serviva più che altro per il morale e anche per tutto quello che abbiamo passato fino ad oggi. Quindi loro brave, ma noi siamo state brave un po' di più. Però se c'è una bestia nera per BFC questa è Marghera perché ci avete demolito l'andata, siete venuti a vincere anche al ritorno, adesso che cosa vi aspetta in questo proseguo di campionato, che fiducia avete nei vostri mezzi? Beh, sicuramente speriamo anche di avere una rivincita contro Abano, che secondo me è una partita che se ce la aggiustiamo bene possiamo portarcela a casa. Assolutamente, noi vi facciamo un grande in bocca al lupo, vi portate a casa la bottiglia di Magnum messa Grazie in palio mille. dal nostro sponsor Bazzo Wine, siete state votate MVP a pari merito dal pubblico di casa e dal pubblico che ci ha seguito su YouTube. Noi vi auguriamo un ottimo proseguo di campionato e ci vediamo nelle prossime partite. A voi, grazie mille. In bocca al lupo! Grazie mille anche a voi. Ciao. Ciao. Sì, allora dopo la premiazione delle due MVP Diodati e Volpato, noi salutiamo tutto il nostro pubblico, ringraziamo chi ci ha seguito. Allora, le prossime partite del BFC saranno in trasferta il 9 febbraio alle 18 a Casarsa, poi c'è il turno di pausa, poi il 22 febbraio saremo di nuovo in trasferta a Pordenone alle ore 20 e ci rivedremo qui con la consueta diretta il 1 marzo alle 18:45 contro Montecchio Maggiore. Da Fabrizio Torazza e Federico una buona serata.